E allora eccoci qua, allora continuiamo a parlare di Marco Pannella, questa figura per certi versi anche contraddittoria, un po' come diceva Filippo Maria Pontani. Contraddizioni forse Pannella ne ha mostrate anche più di qualcuno, ma al di là delle contraddizioni, che cos'è mancato? Allora questo anticlericalismo forse lo ha... come dire, lo ha limitato, lo ha frenato? No, perché lui esce dall'azione cattolica, quindi è un'esperienza forte nei confronti del mondo cattolico. È un mondo cattolico, quello del dopoguerra, che diventa potere temporale. Il mondo cattolico, dopo la presa di Porta Pia nel 1870, ritorna in pieno, no? A riprendere il potere italiano. Chi gestiva i governi tra il 48 e il 56 è il Papa direttamente, cioè era Pacelli che decideva chi andava, chi faceva, che cosa faceva. E quindi questo imperio cattolico che è stato deciso dagli americani, perché gli americani fanno un'operazione immediata, nel 1948 riconoscono lo Stato Vaticano e questo determina naturalmente un rapporto diverso con lo Stato Vaticano e gli americani hanno un problema che è quello di come fare la guerra fredda e quali saranno gli alleati nella guerra fredda. E allora tra ideologia e religione le due cose si possono anche contrapporre e compensare. E quindi una religione molto forte come quella cristiana, soprattutto in crisi, perché la gente usciva da una guerra terribile, da bombardamenti, da situazioni tragiche, dalla miseria, il cristianesimo era una risorsa e un momento di compattazione e la volontà di costruire una realtà nuova che non fosse quella che era stata abbandonata durante la guerra. E questa vicenda ci porta ad avere da una parte un movimento cattolico molto forte che dà un'impronta al governo italiano, dall'altra parte un'opposizione altrettanto forte che cerca di spostare in una certa direzione l'equilibrio dei governi precedenti. E questo avverrà poi successivamente con l'avvento di Giovanni XXIII, perché si aprirà, e questo è il merito di Giovanni XXIII, si aprirà il primo centro-sinistra, cioè i socialisti fanno lo strappo dai comunisti perché erano collegati e si riportano sulla linea governativa e questo comporterà un trauma non indifferente all'interno tant'è che c'è addirittura un tentativo di colpo di Stato e c'è un tentativo di assassinare Moro, che è il primo presidente del governo che governa un centro-sinistra. Il centro-sinistra allora fece una grande operazione veramente mirabile perché rilanciò l'economia italiana, fece la nazionalizzazione delle industrie elettriche, perché l'elettricità era gestita da privati e quindi arrivava dove rendeva. Lo Stato, appropriandosi dell'energia, la porta a tutti. Quindi nasce la possibilità di avere la radio, successivamente la televisione e poi il frigorifero, tutti gli elettrodomestici, quindi nascono le fabbriche italiane degli elettrodomestici da questa operazione. E fu un'operazione saggia e che rilanciò l'economia. Ma tornando indietro c'era una certa rivalsa nei confronti del Vaticano, della Chiesa Cattolica, da parte anche di gruppi che non appartenevano al Partito Comunista, quindi erano i liberali, ma i liberali erano anticattolici fin dall'Unità d'Italia. E quindi lui appartiene prende, ma poi Pannella non si affeziona a un'ideologia continua e crea delle situazioni veramente straordinarie. Per esempio pochi ricordano che fu lui a far eleggere il Presidente della Repubblica,
Scalfaro, all'indomani dell'assassinio di Falcone. Tutta l'operazione programmata da Andreotti, quella di far fuori Cossiga, per cui Cossiga per vendetta si fa picconatore, cioè comincia a parlare, essendo Cossiga il trade union tra l'Italia e gli Stati Uniti di cose segrete ne sapeva Iosa, allora a un certo punto Cossiga si ritira anzitempo, 40 giorni prima, e lascia posto naturalmente al suo naturale successore che è Andreotti. E le prime elezioni cominciano Andreotti comincia a crescere di voti, ma improvvisamente arriva la notizia della morte di Falcone e Pannella fa un blitz e propone appunto Cossiga e viene votato immediatamente e questo cambia notevolmente. Non so sull'improvvisamente sulla morte di Falcone, cioè non so se la morte di Falcone sia davvero stata un caso in quel momento lì e non sia stata studiata nel momento più debole del paese, viene colpito, cioè in Sicilia la mafia sceglie di fare davvero lì un attacco allo Stato. Ma nessuno sapeva quel giorno se Falcone fosse arrivato, certamente sapevano che arrivava, ma diciamo che la mafia non è così attenta e preparata su queste cose. Ci sono i servizi segreti che l'aiutano. Bene, sentiamo ancora la voce di Marco Pannella, approfittiamone visto che abbiamo una lunga trasmissione. In questo caso parla della sensazione di insicurezza che c'è nel paese, ma parla anche di informazione, dice state attenti a quello che vi dicono. Ascoltiamo. Ti ringrazio perché in effetti o sono totalmente, ed è probabile, non solo invecchiato ma rincoglionito da tante altre cose, o altrimenti è impossibile. Come mai faccio questa informazione? Visto che sono un buon giornalista, la verità. Dunque, giustamente il collega dice c'è l'allarme sociale e in effetti viene fuori la cosa di uno al quale il magistrato di sorveglianza ha riconosciuto di poter usare o dover usare delle sue prerogative, delle sue facoltà, e scoppia un casino enorme. Bene, è utile, allarme. Ma perché questo? Ma siamo davvero un paese peggio del popolo tedesco dopo 10-15 anni di nazismo? O peggio dell'impero sovietico dopo 20 o 30 anni di Siberia e di altre cose? Siamo questo? Allora, quanti di voi, poi scrivetelo anche in rete, allora, in Italia evidentemente l'opinione pubblica è allarmata della violenza che nel nostro paese si fa strada e strage. Allora, adesso per esempio si potrebbe capire, visto che nel 90 per esempio stavamo molto meglio e adesso il piccolo ceto medio è impoverito entrando nella soglia di povertà e di miseria a livello di massa, la pensione normale, quindi abbiamo situazioni di milioni di disagio sociale profondo, devo dire da rivolta o da suicidio, grosso modo, se uno lo vede. Sapete perché avete questo allarme? Perché la televisione di regime, il giornalismo di regime, in tutte quante le grandi televisioni, poi nei 4 milioni d'ascolto, 5 milioni, vi raccontano delle infami menzogne. Allora, come sempre, molto colorito nell'esposizione. Zuppardo, allora, Pannella dice attenti a quello che vi raccontano. Beh sì, siamo un paese che ha permesso di avere il Presidente del Consiglio e reti televisive, cioè non esiste nessun posto del mondo, non c'è un brain trust che garantisce il fatto che non esiste, forse solo nei paesi del Sud America è possibile che uno faccia il Presidente del Consiglio e titolare di 3 reti televisive
date da Bettino Craxi, su cui anche Pannella ha sostenuto, con una legge del tutto particolare. Cioè, noi abbiamo avuto in Italia questa situazione con una legge sul conflitto di interessi che sfiorava il ridicolo. Siamo un paese che su questo tema, non parliamo poi sulla carta stampata. Oggi la situazione è cambiata oppure no, secondo lei? La situazione non è cambiata perché Berlusconi è un soggetto della politica che detiene ancora quelle 3 televisioni. Tutta la vicenda del Corriere della Sera è da seguire, c'è una vicenda complessa, anche qui sulla partita della carta stampata in Italia è una partita molto complessa. Questa vicenda del Corriere della Sera sarà delicata perché Della Valle, io penso, parte da lì per partire alla sua lunga marcia per la conquista del centrodestra. In Italia un centrodestra più poi si deve fare, cioè non esiste più. Berlusconi sceglie di avere un profilo basso, visto che diciamo una Presidente del Consiglio Renzi in qualche misura ha trovato modo nel corso di questi anni di garantire spazi di agibilità economica a Berlusconi. Questo è il sistema che abbiamo noi in Italia dell'informazione della carta stampata. Probabilmente l'avvento di internet, l'avvento diciamo di questa nuova forma digitale, con tutti i limiti che io individuo, e in questo è la straordinarietà del movimento di Grillo, dell'invenzione, dell'intuizione della rete, di utilizzare la rete come politica, come strumento è fondamentale. Lei che è un operatore della televisione sa che per esempio la TV generalista da qui ai prossimi 10-15 anni rischierà di essere marginale e sarà sempre la TV a pagamento quella che funziona. Non per questo Berlusconi ha un problema di vendita complessiva di Mediaset o il suo spezzettamento, cioè siamo di fronte ad esempio agli orientamenti dei gusti. La stragrande maggioranza dei ragazzi e delle ragazze non guarda la televisione, la informazione e la conoscenza attraviene attraverso tutta la rete. Un'altra gran parte va sulle TV a pagamento, Sky, Premium, non so se si può dire, facciamo pubblicità a grandi network, e pochissimo ormai è sulla TV generalista. Questo orienta anche il mercato pubblicitario. Certo, certo. Berti, allora, televisione è informazione pilotata, quindi dice Pannella. Oggi ancora oggi. Assolutamente sì, notizia di ieri, proprio si faceva un appello perché è stato sostituito, risostituito e ricambiato la direzione del giornale, di Libero. C'è stato un riassestamento, e questo perché l'accusa qual è stata? Che avevano parlato male di Verdini, e quindi aver parlato male di Verdini ha creato, e parlato male del referendum, ha creato questo dissesto, e molti organi di stampa ieri riportavano la notizia che questo è costato il posto a molte persone. Allora, al di là degli orientamenti politici, questa è la piena stampa di regime, niente di più, niente di meno. Quando uno va a parlare di qualcosa che rientra nella censura e viene automaticamente messo nelle liste di proscrizione ed eliminato e marginato. Purtroppo la stampa di regime esiste, noi siamo il secondo V-Day, i famosi V-Day. Il primo fu per la legge Parlamento pulito, fuori condannati dalle istituzioni. Il secondo V-Day fu per l'abolizione del contributo pubblico ai giornali, perché dicevamo, come fa un giornale a essere libero se viene sovvenzionato direttamente dallo Stato? E vi racconto semplicemente cosa avviene oggi. Per esempio, Luca Lotti, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio armato di Renzi, ha un fondo, è stato creato un fondo a diretta disponibilità, cosiddetto fondo Lotti, poi penso che voi conosciate questa storia. Il fondo Lotti che cos'è? È un fondo che gestisce la distribuzione del denaro per i quotidiani o quantomeno la stampa, e questo viene usato come un rubinetto in vicinanza, in concomitanza alle campagne elettorali. Ve lo dico perché riceviamo anche noi segnalazioni e quanto sta attorno. Viene utilizzato per essere aperto maggiormente o chiuso in virtù della bontà o meno, dell'allineamento o meno di una tale testata nei confronti del governo. Allora, questa oggi purtroppo è la situazione in Italia, una stampa che è serva purtroppo di queste dinamiche, magari suo malgrado, perché magari non vorrebbero farlo, però vengono ottenuti col collare a strozzo da esattamente possiamo chiamarlo un indirizzo di regime. Per questo noi diciamo assolutamente questo deve essere svincolato, perché finché c'è un rapporto diretto del genere si vengono a creare queste situazioni. Lo vedremo nei prossimi mesi
per la questione del referendum sulle riforme costituzionali, dove appunto verrà allineata la stampa perfettamente e verranno epurati chi si permetterà di dire il contrario. Volevo far intervenire anche il professor Greco. Sì, io su questa questione ho una visione un po' meno politicante, diciamo, perché chiaramente quando si parla di informazione, chi fa politica attivamente in prima persona appunto dice il governo occupa, e effettivamente indubbiamente molte di queste cose ci sono, si vedono, eccetera. Però secondo me il problema è un po' più profondo di così. Cioè a me piacerebbe sentire cosa pensano un po' tutti i partiti della concorrenza nel settore radiotelevisivo e dell'informazione. Cioè l'unico antidoto, perché se non arriviamo alle risorse, perché di nuovo è un tema, io stuzzico un attimo, perché secondo me il Movimento 5 Stelle ha in questo momento, da alcuni anni, un'autorità morale su queste tematiche, però è un po' miope, secondo me, e su un pezzo, c'è un po' di strabismo, che è uno strabismo di origine, diciamo, pannelliana, tutto sommato, cioè l'idea che il problema sia il finanziamento pubblico. Va bene, togliamo il finanziamento pubblico. Sicuramente come viene gestito adesso è un problema, però se vediamo adesso, l'ultima polemica era quella della sostituzione del direttore di Libero, ma lì non c'è un problema di finanziamento pubblico, lì il problema però è un altro, che un noto imprenditore che è l'editore di Libero ha potenzialmente degli interessi diciamo, nel favorire o comunque non essere troppo negativo nei confronti, questa è l'accusa che viene fatta per esempio dal direttore del Fatto Quotidiano, no? Nei confronti del governo, e quindi sostituisce il direttore che la pensa in maniera più affine su certe tematiche e qui di finanziamento pubblico non c'è nulla. C'è indirettamente una relazione fra il soggetto editore privato e la politica, insomma. Quindi la questione problematica qui è di cercare di trovare le forme e i modi in cui il sistema di finanziamento e di funzionamento dei media tradizionali, quindi mezzi di comunicazione a stampa e soprattutto radiotelevisivi, io non sono così convinto che la televisione generalista sia destinata a scomparire così rapidamente. Non sono nemmeno così convinto che i mezzi di comunicazione, i nuovi media, siano così l'ancora di salvezza, perché tanta informazione è non informazione, cioè il fatto che uno possa andare, io faccio professore universitario, quindi ogni tanto vengono gli studenti, dice ho fatto la tesi di laurea e l'ho presa di là, ma chi l'ha detta queste cose non si sa, quindi il punto fondamentale, quindi l'informazione oggi come funziona? Funziona con un rimbalzo fra i nuovi media e i vecchi media, quindi certo. Alla fine fondamentalmente 4 giornali importanti italiani a stampa che leggono poche persone, c'era questo contrasto fra il direttore Travaglio e la Maria Teresa Meli su questo punto, dove diceva ma in fondo chi lo legge Libero? 150.000 persone, ma non funziona così, e che quelli poi creano un meccanismo di opinione che si riverbera sui nuovi media. Allora, il punto qual è? Vogliamo o non vogliamo in questo paese, e si è perso questo tema, perché è andato via Berlusconi, questo tema sembra un problema di Berlusconi, non è un problema di Berlusconi, il problema è di creare un assetto concorrenziale sulle risorse che fanno funzionare le televisioni. Adesso qui so che sfondo una porta aperta, però su questo non c'è una discussione. I fondi per l'editoria vengono, se ho capito bene, utilizzati praticamente in maniera discrezionale, non solo sulla carta stampata, ma probabilmente anche sui mezzi televisivi. Cioè, su questo è l'altro pezzo della questione del finanziamento della politica. Se non regoliamo questo sistema in maniera trasparente, ci vorrebbe una battaglia pannelliana. Certo, dovremmo avere un telespettatore in linea, una chiamata da Roma, se non sbaglio, il signor Antonio. Sì, pronto? Pronto, buonasera, mi sente? Buonasera signor Antonio, prego. Sì, guardi, sì dottore, scusi, forse intervengo un po' sfasato rispetto all'argomento, volevo ritornare sul discorso della giustizia. Prego. Nel senso che devo fare
una critica con rispetto ovviamente, perché sicuramente il personaggio è grande a Marco Pannella. Una battaglia che io non condivisi all'epoca era quella, per esempio, quando lui, probabilmente coerente rispetto alla sua impostazione, si scagliò contro l'articolo 41 bis, quello che prevedeva il carcere duro ai mafiosi, che volevo ricordare era una norma voluta da Falcone perché appunto voleva contrastare quello che era la possibilità da parte dei mafiosi di poter dare comunque degli ordini, articolo che poi fa altre cose non è stato mai applicato alla lettera, ha avuto moltissimi buchi e moltissime eccezioni. Basti pensare la primissima, quella più famosa, quando si è scoperto con 20 anni di ritardo che il ministro Conso aveva autorizzato dopo, se non mi ricordo male, nel 93-94 la fuoriuscita di circa 400 mafiosi da quel regime. Quindi volevo ricordare, per esempio, un'altra cosa di cui io non ho condiviso, e come non ho condiviso la battaglia che fece sempre Marco Pannella su questo tema contro il reato di associazione, contro il concorso esterno di associazione mafiosa. Lui contestava, non era il solo, ma parliamo di lui contestava la bontà di questo reato, anche questo reato molto discusso, me ne rendo conto, ma era anche un reato che aveva voluto Falcone, appunto perché voleva cercare di colpire quelli cosiddetti colletti bianchi, o quella parte dei vari personaggi che in qualche maniera appoggiavano o usufruivano indirettamente dei favori mafiosi contraccambiandoli. Grazie. Grazie a lei, signor Antonio, grazie del suo intervento. Sicuramente, signor Antonio, pur riproponendo appunto il tema che abbiamo affrontato all'inizio, solleva due appunti, diciamo, a Pannella che effettivamente... Assolutamente, sono temi fondamentali, anche perché io sinceramente concordo con il nostro telespettatore. Il nostro problema in Italia è esattamente quello da lui indicato e da lì a proseguire, ovvero il fatto che noi ci troviamo di fronte a una giustizia che crea degli stati di impunità e le persone ragionano purtroppo con opportunità. E se uno ha una mente criminale, sapendo che la sua opportunità è quella di riuscire nei suoi intenti criminali, con una scarsa possibilità di pagare per il danno terribile che va ad arrecare alla società e agli altri cittadini, continuerà sempre di più a farlo. Quindi bisogna assolutamente riportare al centro l'importanza di reati come questo, il 41 bis, quindi con tutte le pene che poi ne derivano. Il concorso esterno in associazione mafiosa è stato importantissimo, insomma, adesso non vorrei sbagliarmi, però mi pare che lo stesso Marcello Dell'Utri sia agli arresti proprio per questo genere di reati, quindi è importantissimo mantenerli ed anzi approfondire sempre più, dar sempre più capacità ai magistrati, perché oggi ricordiamoci che sì, è vero, si impantanano questi procedimenti, ma i motivi sono presto detti. Noi vogliamo, come Movimento 5 Stelle, una sospensione immediata della prescrizione nel giorno stesso in cui inizia il procedimento, perché è indecente oggi che la gente continui a salvarsi in Italia grazie alla prescrizione. Lavori e lavori di anni di indagini che vengono buttate all'aria per colpa di questo istituto che non ha ragion d'essere, ancor di più nei reati di corruzione o reati che magari vengono scoperti molti anni dopo perché occultati artatamente da politici o appunto dai colletti bianchi, così adesso come li ha chiamati il nostro telespettatore. E lo stesso vale per le pene, per tutto quello che sono, ci vuole un'applicazione che sia molto dura e molto coercitiva nei confronti di queste persone, perché non è possibile vedere, l'esempio ce l'abbiamo in casa, un galan che deve essere probabilmente stanato col fumo come gli animali dalle tane per tirarlo fuori dal Parlamento, perché sennò sarebbe ancora lì, piazzato a prendere il suo stipendio con una condanna, perché sia patteggiato, ma superiore ai 2 anni e 6 mesi, quindi equivale a condanna. Quindi abbiamo un condannato che all'interno del Parlamento deve essere dichiarato con un procedimento lunghissimo, durato più di 1 anno, per farlo decadere, adesso vuole ancora appellarsi contro questo, ma non è possibile, cioè, questo non è di uno Stato civile, non è di uno Stato civile questo, quindi assolutamente su questo maggior rigore e immediatezza dell'azione penale.
Fontani. Sono d'accordo con buona parte di quello che è stato detto. Tornando a Pannella, Pannella è un libertario e quindi chiaramente bisogna prendersi il bene e il male che c'è dentro, poi ognuno valuta cosa c'è di bene e di male, ma insomma è un pacchetto da questo punto di vista abbastanza coerente. Chiaramente lui ha fatto delle battaglie che hanno da questo punto di vista sicuramente una loro coerenza, nel senso che l'arretramento della mano pubblica e dell'intervento pubblico sulle scelte, sul condizionamento, diciamo sul condizionamento della persona comporta un certo numero di conseguenze, non tutte delle quali magari le quali ci piacciono, però io penso questo, anche in relazione a quello che si diceva prima circa i mezzi di informazione. Indubbiamente Pannella è stato uno dei primi che ha saputo manovrare, saputo creare il clamore, l'attenzione, creare anche appunto con un retroterra elettorale tutto sommato esiguo, concentrare l'attenzione dei media su di sé. E devo dire che questo l'ha fatto spesso per delle battaglie e soprattutto per delle battaglie nobilissime, cioè bisogna dire la verità che oggi i toni sono chiaramente alti per qualunque cosa, cioè ho l'impressione che un po' si abusi a volte proprio anche dell'atto estremo, non vuole essere una critica al Movimento 5 Stelle che a volte, diciamo che condivido molte delle vostre battaglie, tuttavia diciamo se uno lo fa troppo spesso, d'altronde alla fine lui stesso con gli scioperi della fame aveva rischiato di diventare una caricatura di se stesso, però è vero che diciamo, se io mi ricordo insomma l'uso che lui ha fatto anche della sovraesposizione fisica del proprio corpo in qualche maniera per alcuni deboli, per alcuni che non avrebbero avuto voce altrimenti, e dietro di loro c'erano una serie di casi analoghi, pensiamo a Luca Coscioni, insomma, pensiamo al problema della SLA, pensiamo a Eluana Englaro, cioè noi ci siamo dimenticati quello che è stato Eluana Englaro, ma io ho vissuto sinceramente quella pagina lì, ero perfettamente cosciente, come uno dei punti più bassi del Parlamento italiano e del dibattito pubblico italiano, dove appunto sul corpo di una signorina sfortunata si è creata una gazzara fra le veramente più invereconde che io ricordi, e devo dire che lì appunto cioè ci sono stati singoli, anche privati cittadini ai quali il Movimento Radicale, il Partito Radicale ha dato una mano e ha dato una voce nella pubblica opinione che altrimenti sicuramente non avrebbero avuto. Ecco, io penso che questa sia l'eredità migliore di questo uomo, anche di questo movimento che ha creato, e spero che non si perda. Appunto, come dicevo prima, ho paura che questa eredità nella gazzarra generale e nell'arretramento delle istanze appunto di laiche in senso lato, ho il timore che questa eredità possa andare perduta. Certo, abbiamo un altro telespettatore in linea, il signor Italo. Buonasera signor Italo, lei chiama da dove? Da Padova, signor Trivellato, buonasera a lei, gli ospiti, e grazie tante per darmi ospitalità nelle vostre belle trasmissioni. Prego. Certamente Marco Pannella ha fatto delle cose buone, mi ricordo per esempio il caso Tortora, si è battuto molto, però ecco, io complessivamente a parte che lui è morto e quindi io, essendo cattolico e cristiano, prego certamente per la sua anima, ma voglio dire prego particolarmente per la sua anima, anche se potrebbe sembrare superfluo da parte mia. È una figura totalmente negativa, assolutamente negativa. Perché? Perché ho la sensazione intanto che lui si sia battuto per dei diritti che facevano parte della propria personalità: divorzio, aborto, omosessualità, carceri, tutte tematiche nelle quali lui poteva tranquillamente essere investito. Noi sappiamo che lui era eterosessuale e omosessuale al contempo, poteva rischiare di andare in galera quando volevano metterlo in galera per le campagne che facevano, poi per quanto riguarda l'aborto, il divorzio, si è separato, cioè tutte cose che in fin dei conti gli facevano anche comodo. Ma io voglio dire questo: come si può parlare di eroi quando si permette di ammazzare milioni di bambini? Io non riesco a capire questa attribuzione, questa, chiamiamola aggettivazione o sostantivo, scusate, mi sto intaperando, questo uso di questo sostantivo, quando ha distrutto la famiglia, ha fatto sì che legalmente milioni di bambini innocenti, senza possibilità reale di difendersi, perché il bambino è l'unico che non si può difendere, li hanno sterminati, e poi ci vengono a dire che abbiamo bisogno della manovalanza straniera perché in Italia non abbiamo. Ma guardi, signor Trivellato, io la ringrazio molto, è una persona cortessima, veramente questa cosa mi
mi offende, perché ha creato del male assoluto, se vogliamo credere in questa categoria. È chiaro che io poi come persona la perdono, ma però guardi, non parliamo di eroi, perché bastava averne 4 o 5 così non so dove saremmo finiti. Insomma, è una vergogna un personaggio così, ha fatto un male incredibile, si lasci interrompere, grazie. Così abbiamo modo di risponderle. Buona serata, grazie. Il professor Greco, il professor Casa, vedo che sono tutti in lista per rispondere al signor Italo. Prego, invito a essere sintetici perché dovremmo semplicemente ovviamente le opinioni di tutti vanno rispettate. Prima abbiamo detto che forse in questo paese c'è un po' un eccesso di clericalismo. Io rimango un po' però allucinato, devo dire onestamente, da persone che si dichiarano cristiane e poi diciamo fanno una serie di dichiarazioni. Perché sì, lo sterminio, se ho capito, dei bambini sarebbero gli aborti che il signor Italo sostiene che non sarebbero avvenuti mai, quindi dimenticando che invece, come abbiamo ascoltato e come tutti sanno, l'aborto anche quando era illegale avveniva, anzi ne avvenivano di più. Questo è il punto fondamentale, con minori garanzie di salute per le donne. Questo è un punto di civiltà. Seconda questione, interessi propri. Io non so se c'è mai stato in carcere, ma io ho l'impressione che chiunque faccia una battaglia per la condizione dei carcerati, con tutto il fatto che può pensare, che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la pena deve essere certa, deve essere scontata pienamente, eccetera, ma diciamo, il carcere dovrebbe avere comunque delle funzioni rieducative. Le carceri italiane hanno una serie di problemi. A me è capitato di andare a fare gli esami come professore universitario in carcere perché ci sono i diritti, giustamente, proprio per il reinserimento. Non è un'esperienza. Io penso che chi parla così non sa di che cosa sta parlando. Quindi, diciamo, se è cristiano, insomma, leggiamoci un attimo il Vangelo, insomma, almeno questo. Grazie, professor Casen. Allora, in parte accetto le critiche che sono state fatte, perché come al solito le leggi vengono fatte e poi abbandonate, e l'applicazione della legge che è sempre stata una cosa poco seguita in Italia ma anche in altri paesi. Cioè, se accanto alla legge sull'aborto, che comunque normalizzava una tragedia già esistente, si poteva mettere invece una serie di supporti alla donna che si trovava in quelle condizioni e quindi era in crisi esistenziale, e quindi doveva decidere, perché io credo che una donna non ama abbandonare il proprio figlio, e se lo fa in una situazione, allora era ancora peggio di oggi, tragica, e quindi deve decidere e fa una decisione. Se in quella fase viene supportata non soltanto a parole ma anche economicamente, probabilmente quella legge sull'aborto serviva sì a tamponare una tragedia in corso dove le donne si rivolgevano alle mammane per poter abbandonare il proprio figlio e quindi rischiavano la pelle, ma eventualmente si potevano salvare tanti figli, perché la realtà è la realtà, la legge deve regolamentare una realtà, non aiutare l'uno piuttosto che l'altro, deve essere super partes. E in questo caso però, in questo contrasto tra chi non voleva l'aborto e chi lo voleva, la cosa è rimasta in mezzo, e chi ci ha rimesso? Ci hanno rimesso veramente quelli innascituri e ci hanno rimesso le donne. Le donne, Zuppardo, brevemente, che dobbiamo andare in pubblicità. Professore, la legge sull'aborto prevede che fa un ragionamento giuridico, come dire, quando possiamo dire che esiste nascita, su questo si è, e quindi quando possiamo dire che tu decidi di sopprimere una vita, è da lì che è nata, e quindi si può fare in Italia fin solo entro il 3° mese. Dopodiché io credo che sia stata una grande conquista, cioè che le donne possano decidere anche della possibilità di poter avere quando, come decidere di partorire, cioè questa visione un po' per cui noi dobbiamo, certo, è un dolore, ma chi nella nostra vita non ha affrontato passaggi che sono stati dolorosi? È una delle cose più, come dire, di grande emancipazione che questo paese ha costruito, l'hanno fatto le donne italiane, l'hanno fatto in una fase difficile. Io penso che su questa questione, non so, deve essere preservata, deve essere,
c'è un altro problema, noi non costruiamo invece a proposito negli ospedali pubblici la possibilità per le donne italiane, che voglio dire, le statistiche dicono che ormai le donne italiane che abortiscono sono relativamente minori, dovremmo per esempio fare molta informazione sugli anticoncezionali, sulla possibilità di non avere parti indesiderati. C'è un grandissimo numero di medici obiettori di coscienza che ci racconta invece che i medici preferiscono, quasi tutti, praticare dal punto di vista come una tecnica operatoria delle sale private l'aborto, negli ospedali pubblici questo non avviene, ma io penso che sia stata una grande conquista del Paese. Se vogliamo adesso in questo clima di revisione culturale discutere di questa cosa, vi prego, cioè, insomma, siamo in un paese, fortunatamente, così come quella del divorzio, la possibilità delle persone di vivere assieme fino a quando lo desiderano, e quando lo desiderano lo fanno. Se vogliamo rimettere in discussione anche questo, vi prego, lasciamo questa cosa là dove è e tuteliamola come una grande battaglia che ha fatto mia mamma, cioè, voglio dire, lasciamola là dov'è. Peraltro l'aborto esisteva anche prima, solo che era destinato, cioè veniva dato alle donne per esempio che erano state violentate, e quindi esisteva l'esercizio dell'aborto, ma veniva deciso non dalla donna, ma veniva deciso da una entità superiore che decideva se poteva tenerlo o meno, quindi l'accettazione da parte dello Stato già accettava questo stato di cose. Il fatto di normalizzarlo a tutti i livelli, questo portava a una più democratizzazione, diciamo, dell'uso di questo sistema, che fu enfatizzato a suo tempo, che non andava enfatizzato, perché l'aborto è una tragedia comunque. Certo, certo. Allora adesso andiamo in pubblicità, ma quando rientriamo parleremo di un'altra tragedia, quella che si sta consumando in Grecia, che si è consumata in Grecia in questi anni. Cercheremo di capire se i conti tornano oppure no, cercheremo anche di capire se la Grecia di fatto è diventata una sorta di colonia europea. Ne parliamo dopo la pubblicità.